che mentre sono qua con mio amico Marco documentiamo questi rapporti sessuali mentre noi adesso devo parlare dei lavori. È iniziata la dittatura, Fioi. È iniziata la dittatura. Ricordati sempre che la prima catena è a livello mentale. E questo i grandi dittatori del passato lo sapevano molto bene. Vabbè, trombate a parte, è mezzanotte, ho appena finito di lavorare e ora mi faccio la cena. Ragazzi, vi faccio vedere velocemente dal retro del culto del mio camper il parcheggio camper di Tiene in provincia di Vicenza. Capiogato, Vicenza. Guarda se non è simpaticissimo questo van life, anche con l'hardtop, hai visto? Questo ad esempio è un mezzo eccezionale per andare in Scozia. Oddio, come coibentazione non lo so, prendendo la dimensione, le ruote coi tapponi, hai capito? Dell'altezza chi se ne frega, non ci sono sottopassi. Più che altro è la larghezza il problema, la larghezza e anche la lunghezza, perché insomma quei pochi parcheggi che ci sono quando vai a visitare qualcosa di turistico sono molto corti. Sì, esatto, vado a provare il Capoway. Mi direi come mai qui? Niente, volevamo stare un po' in famiglia, diciamo così, da soli, però noioso, insomma dobbiamo cambiare, quindi ci facciamo Tiene. Ora ci prendiamo il treno, andiamo a Schio, così giusto per poi domani in teoria Marostica. Che so, se esci con le femmine non combini mai nulla, sono le 10:42. Cazzo, devo ancora uscire, non so, ore ogni volta per prepararsi. Però è veramente bellissimo questi film, mi permetto di insistere. Adesso ripeto, assa star la coibentazione, che non lo so, assa star a ruggine tutto quello che vuoi, ma guarda che anche intanto il maggiolino è fisso, sarà in vetroresina, ok? Quindi non è quello di tela. E poi guarda che anche l'oblò, guarda che bello. Su Google Maps trovi scritto che qui ci sono le antiche ghiacciaie, ma queste allora sono le ghiacciaie. Ah, bellissimo. Tutti a lavorare qua, sì, guardate gli orari. Come il mio medico di base, dopo dicono che ci sono carenze dei medici e dei qua e dei là, lavora 3 giorni a settimana, 2 ore. Raccontava una signora d'Alessia che purtroppo anche qui hanno il problema delle melanzane, che sono, sai, i magrebini, i tunisini, gli egiziani, quelli che non vogliono lavorare, ti piantano il coltellino, ti dicono dammi soldi amico, è bella frode, give me money. Guarda, hanno anche il negozio apposito, sì, perché questo fa affari, questo qua. È bella, Tiene, non so perché il cartello diceva centro da tutt'altra parte, a me sembra questo il centro, non capisco. Receiving department, 3 a.m. Staff cuts have socked up the overage. 270 bomboloni. Il fiade acqua che sa d'odore. Where is calm? Hong Kong is present. Taipei awakes up. Talk of circadian rhythm. Oh, guarda, la statua che commemora il versamento dello Sprais. No, ma era là, vedi che non scherzo. Fontana di Bacco. Bacco era quello delle ombre. Te l'ho appena detto io. Sì, no, ma spiego anche a loro qua che ci seguono, no? Che è il dio delle ombre. Sì, però te sei cieco. C'è scritto in gigante, te hai detto ma no, non è Bacco. Perché l'avevo già classificato come il dio dello Spritz, che è lo Spritz in Germania. E secondo me queste sono le cose belle da fare con la pioggia. Ti prendi un ombrello, un Capoway, prendi e vai in giro a visitarti una città a caso. Così. Appunto turistico, seppur siamo in provincia di Vicenza e no a Vicenza, pullulano le oreficerie. Cioè proprio le oreficerie che pullulano. Vabbè, insomma, questa, no, giusto per documentare, è la famosa allerta neve. Se ci 7-9 giorni di neve intensa, adesso ormai basta, questo è il 5º o 6º giorno, quindi insomma è così, sole e pioggia. E anch'io schio, e tutti stranieri, Dio caro. Carifa, Fatou, Zahir. Palazzo Fogazzaro, 1810. I vuoti. L'ho letto sul cartello. Guarda che hanno perso un paio di mutande per strada. Io mi chiedo sempre come cavolo fa. Cioè,
è grande, è difficile, sai, non è che è un foglio A4. Boh, faranno lo schizzo, ci vanno diretti, non lo so, se guarda le proporzioni. Sono bravi qua in Africa a fare i murales, cazzo. Come avrei brillantemente detto, abbiamo visto un 80% di stranieri e un 20% di italiani. Poi un giorno con calma ti spiegherò perché l'immigrazione incontrollata, nel senso di massiccia, può essere pericolosa per i nostri paesi, anche se arrivano personaggi che non delinquono, non stuprano e non rubano, perché ci tirano purtroppo giù. Questo è un mega riassunto e può suonare anche cattivo, sbagliato, razzista, ma un giorno te lo spiego bene. Dove ce n'è uno italiano? Mohammed non è italiano. Non c'è nulla di male nel sale, non c'è nulla di male nello zucchero, ma se metti assieme sale e zucchero rovini tutto. No, che dopo sono io quello che sembra crea gli stereotipi, attento. Allora qua, Festival della Scienza Alto Vicentino come simbolo che ha messo i gatti. Questo era un vecchio lanificio Conte. Ho letto il cartello. Ah, stessa palestrale. La mia seconda coltelleria. Effettivamente, veramente non abbiamo mai visto così tanti extracomunitari come in provincia di Vicenza. I fa affari, magari non tutti sanno, ma da noi c'è la polizia con il metal detector. Questo è il Duomo di San Pietro Apostolo, è bellissimo perché aspetta che te faccio vedere su. A volte come basta poco, cioè come basta, non so, una mura di 20 metri per fare la differenza. No, scherzi a parte. Sì, ma tutte robe strane qua a Schio. Guarda, c'è un macchina da scriverificio, tutta la vara, tutti i scaffali. I computer nuovi. Cazzo, questa sì che ha il passo lungo, guarda dove gli ha messo la ruota posteriore. Porto un attimo con noi a vedere Doro Vinasci. Questa è la chiesa di San Francesco, che all'epoca aveva tanti sky perché le piante accese in tutta Italia. Monumento ai caduti. Che non so se è per il problema delle melanzane o cosa, ma ho visto tutti i parchi e tutte le cose storiche e culturali chiuse, cioè tutto coi cancelli, tutto chiuso, tutto. Anche i parchi, non c'era un parco aperto, tutti chiusi. No, allora siamo dentro l'ospedale, ma il nostro obiettivo era vedere, c'è praticamente una stanza dove ci sono dei plastici con i trenini, ok? Una specie di associazione di modellismo però solo di treni, ok? È che non riusciamo a farci. Trovati, cosa è chiuso? Orari di apertura 6 gennaio, Pasquetta. Ok, quindi niente, dal primo gennaio 2019. Vabbè, giustamente, dai, è una cosa tra virgolette di privati, di appassionati, quindi è aperto 6 giorni all'anno. Guarda, il portagatto. Ho fatto una capatina marostica. Democrito, il quale era un vero filosofo, al contrario dei tanti sofisti che giravano anche all'epoca, disse una frase veramente molto interessante che passò alla storia e tuttora viene riportata in tante aule di filosofia. E la frase sostanzialmente fu: pensa che c'è gente che lavora come se dovesse vivere per sempre. E io credo che questo debba essere un mantra da ripetersi ogni mattina. Certo, ok, tutto va applicato con intelligenza, cioè non è che oggi devi andare a lavoro, sei un dipendente e dici no, arrivo a mezzogiorno e perdi il posto di lavoro e non porti la pipa neanche a casa, no, ok? Va applicata con intelligenza, va vista anche in un'ottica a lungo termine. Nel mio caso c'è la fortuna di poterla vedere in un'ottica a breve termine. Io lavoro in proprio, devo andare a lavorare, starei andando a lavorare, sto andando a lavorare, mi è sorto il pensiero: guarda che bello che è il mare con le onde, tutto così grigio come piace a me, malinconico, guarda la schiuma, non necessariamente a inquinamento. E mi è venuta in mente quella massima, allorché ho detto no, adesso mi forzo un'oretta così in riva al mare a guardare le onde, o comunque a cercare continuamente di capire, e questo è l'obiettivo della mia vita, cosa veramente mi fa piacere, cosa realmente mi dà il piacere.
una volta libero dai condizionamenti sociali, l'abbiamo sempre detto, ed è quella la parte difficile, Fioi, il cercare di capire e poi ottenere, ma secondo me è più difficile riuscire a capire che ottenere ciò che ci rende felici. Attenzione a non fraintendere il termine. Felici non significa necessariamente sempre ridere e sorridere, no, felici significa star bene, star bene, ecco, forse è che star bene, sai, suona così leggero, passa un po' in sordina, mentre felici ha sempre quel suo peso, quel suo effetto, no? La vita è bella se scegli di accettare, di apprezzarla con altri metri di misura, con altri metodi. Cioè io tipo ora sto godendo come un riccio e credo di essere l'unico, perché guarda che ce n'è gente che lavora in proprio, che comunque anche adesso a quest'ora è a casa anziché essere al lavoro piuttosto che da altre parti, eppure ogni mattina io sono sempre, guarda che mi giro piano, attento, sempre l'unico in spiaggia, l'unico, ok? Quindi attenzione, e questo essere l'unico non è da associarsi a una regola matematica, se tutti fanno così ci sarà il perché, quindi se fai il contrario paghi, sbagli, no, perché io sto verificando, sto applicando una scienza empirica, una comparazione, sto provando a deviare la mia mente su altre strade, su altre interpretazioni del mondo e su altre azioni, e vedo che mi porta a un risultato, vedo che c'è del benessere, del senso di libertà, della leggerezza. Hai capito? Questo significa sperimentare. Va bene, dai, devo tagliare i video così mi riallineo anche, perché poi vorrò girarne sempre di più con la Sony. Ho visto una differenza enorme, cioè è bello anche per me perché ogni tanto me li riguardo, che capisco sì i contenuti ragazzi, però resto convinto da grafico pubblicitario che anche l'abito fa il monaco, e questo l'ho sempre detto da tantissimi anni. Però cosa vuoi? Potevo privare i miei amici di questa massima? Alla fine neanche mia, voglio dire, stiamo parlando di un personaggio di 2000 e passa anni fa. Io ho solo ripescato questo suo pensiero, che all'epoca fu molto deriso dagli altri suoi colleghi, chiamiamoli, che facevano tanto i sboroni e i sofisti, ossia quelli che parlavano sconclusionatamente nella scuola di Atene. Aspetta che fermola. Puscio io. E allora pensa a te, quel pirla è un punto di riferimento dell'attuale interpretazione del mondo, nel senso del mondo lavorativo, perché la gente si accorge ora che stanno cadendo tutte le religioni, a parte quelle delle popolazioni più ignoranti, quindi i musulmani, gli indiani eccetera, e non c'è nulla dopo la morte, non c'è mai stato nulla, semplicemente sono delle scomposizioni di atomi che hanno creato dei batteri inizialmente, poi questi batteri si sono trasformati in vermetti, poi in pesci, poi ci sono stati milioni di anni di evoluzioni, fino a quando sono nate le scimmie. Solo nell'ultimissimo periodo, ma veramente come fosse ieri, queste scimmie, anzi no, alcune, scusate il razzismo, alcune di queste scimmie si sono evolute e hanno sviluppato queste capacità cognitive che creano il pensiero, e nel pensiero è nato Dio, ossia l'uomo ha creato Dio. Però non è che devo stare io a spiegarle queste cose, non è che bisogna credere a quello che dico, perché io sto dicendo cose antiche come le montagne, diceva Gandhi, porca troia, cioè sto solo ripetendo, non c'è nulla di mio, è utilizzando quella cosa che nella testolina che trovi il Dio, cioè che capisci veramente cos'è il Dio. È un'idea creata dall'essere umano, un'idea che per carità ha portato, sì è vero, milioni di morti, guerre, conflitti, tutto quello che vuoi, però ha anche portato una cosa secondo me bellissima e stupenda per, con tutto rispetto, la maggioranza del popolo, che è la speranza. Cioè uno muore tranquillo, ha dei guai, ha una vita di merda, dice ma sì, tutto quello che peno qua me lo godo dopo di là, hai capito? Quindi faccio questo piccolo sacrificio, in realtà questo piccolo sacrificio è tutto ciò che hai, non hai null'altro, perché dopo avrò la vita eterna. Chissà cosa che sogna stanotte. Ad ogni modo, guardando il mare così, pensavo che quando sarò in Scozia o avrò attacchi di panico piccoli o
delle grandi commozioni, grandi pianti, perché ripeto, per me quel posto non è un posto, non è un viaggio, non è un luogo, è un'emozione, è una parte della psiche del mio passato e contemporaneamente in quella parte dove io mi ci rispecchio e rivivo certe cose ci saranno dei luoghi che magari prima non ho ben frequentato, o c'è molti addirittura, anzi quasi tutti, che non ho proprio minimamente frequentato, dove ci sono degli spazi esageratamente aperti, cioè proprio senza sentieri, senza nulla, cioè sono cose alle quali io magari non sono abituato, ecco, non sono abituato a sentirmi così piccolo e insignificante nei confronti del mondo, insomma, ecco. Ma non rientra neanche nelle mie aspettative, voglio dire, cos'è questo desiderio di sentirsi piccoli e insignificanti? Porca troia, cioè non è come quei sentieri di montagna che faccio, che alla fine dopo 10 km trovi l'aggancio alla strada, piuttosto che la casetta, piuttosto che la baitina, hai capito? Là ragazzi, là è veramente wild. Ne so qualcosa quella volta che mi persi con Mauro nella foresta e che si era talmente fumai che lui forse non si era neanche in accorto. Penso anche che ho tanta voglia di tornare in quel paese, nella Scozia, per parlare l'inglese, perché purtroppo qui da noi siamo stupidi e quindi se io parlo il mio inglese, che è un po' pancheronico e un po' scozzese, vengo ovviamente deriso e preso in giro. Lì assolutamente no, ma non è che lo facevano per cortesia, hai capito? Cioè no, proprio minimamente non ci davano peso, anzi se magari non riuscivano a capire una roba ci mettevano l'anima ma con la massima eleganza e tranquillità per capire che cazzo volevi dire. E con la stessa eleganza e tranquillità ti spiegavano la pronuncia difficilissima di certi termini, tipo chestnut, che è castagna, ci ho messo non so quanto a impararlo, fino a quando uno non me l'ha scritto e allora gli ho detto ah, chestnut, cioè, capito? Di certo le capacità non mi mancano, è però l'accento, quindi vedi, la stupidità, in questo caso italiana, fa sì che per colpa dell'accento, aperta parentesi, cosa assolutamente insignificante e inutile, chiusa parentesi, una persona non possa esprimersi in un'altra lingua. Cioè, guarda te, I see today with the newsprint frame, my night is colored, had a great day sleeper, day sleeper, day sleeper. The bull and the bear are marking their territories. They're leading the blind with their international glory.